Sesta serata oggi dalle 21:30 in piazza Kennedy a Porto Empedocle per la rassegna teatrale Premio Vigata Andrea Camilleri, organizzata dall'Associazione Terra di Vigata con il patrocinio dell'amministrazione comunale della regione siciliana dell'Enel. Vedrà salire sul palco per esibirsi la compagnia Tessere di Coccio con la commedia in 3 atti intitolata L'eredità d'uno zio canonico. Uno spettacolo tramandato nel tempo, immutato e sempre nuovo, una commedia degli equivoci con una vena grottesca che assume in certi momenti toni farseschi. Avarizia, avidità, servilismo evidenziano i tratti negativi del genere umano con un finale ricco di sorprese. Ci sarà da divertirsi e riflettere sulle fragilità umane, sottolinea il direttore artistico della rassegna teatrale Giovanni Volpe, con accanto il direttore organizzativo Mario Silvano. Disponibili come sempre le consuete 198 sedie autorizzate dalla Questura per motivi di sicurezza pubblica, ma i posti in piedi non mancheranno di certo. Lo spettacolo è totalmente gratuito.